L'ultimo punto, questo l'ha inventato un signore che si chiama Cartesio, che era noioso. Io sono più pascaliano, che era Pascal vedeva il monocolore, Cartesio vedeva il bianco e nero, era francese, quindi. E però ha inventato sta figata che tu riesci in un asse cartesiano a disegnare un sacco di roba in fretta. È stato geniale questo, no? Allora, quando mi dicono siamo in crisi, l'Italia è in crisi, il Piemonte è in crisi, la Romagna è in crisi, la Calabria è al suicidio e tu palle. Io ho aperto Italia il primo a gennaio del 2007, è ricominciata la crisi. Praticamente la mia vita è stata nella crisi di Italia, Lehman Brothers. E io dico sempre a loro, ma che problema c'è? È 1700 anni che noi italiani siamo in crisi, dovremmo esserci abituati. Dal 350 d.C., che eravamo i padroni del mondo, giusto? A oggi eravamo qua, ma altro che Roma, era altro che New York. Cioè, Roma era una roba, era New York più Pechino, più Nuova Delhi, più Milano, più Londra, più Parigi, tutto era. Siamo riusciti da qua a venire qua. Cambiato il mondo. Anche perché quando sei in punta là, poi alla fine ti monti un po' la testa ed è normale, no? Ebbene, però non siamo discesi così. In questi 1700 anni abbiamo fatto così. Abbiamo avuto 3 momenti pazzeschi. Allora, qua eravamo 84 generazioni fa, che se poi guardate, dentro generazioni, non è che sembra più corto il tempo. 84 generazioni fa. Cavoli, 18 generazioni fa abbiamo inventato il Rinascimento. Invenzione del Rinascimento? La fiducia. L'ho spiegato prima, è inutile che torno su questo tema. L'unica cosa che vi dico è che senza fiducia, la fiducia è l'unico vero motore di tutto, anche dell'economia. Non è un algoritmo che cambia le sorti dell'economia e della finanza, è la fiducia. Se io ho fiducia in un altro, gli do credito, poi compro, poi rivendo, poi parte. Una spirale pazzesca. E la seconda è il risorgimento. 6 generazioni e mezzo fa, ieri, abbiamo inventato una roba. Sapete qual è l'invenzione del risorgimento? Il patriottismo. Non c'era. È una roba abbastanza giovane. Gran bel sentimento il patriottismo. Che non vuol dire facimoni, vuol dire che culo pazzesco che ho avuto a nascere in questo posto. Forse devo dedicare un po' di tempo a farmelo perdonare. Questo è il patriottismo. Il patriottismo è un gesto proattivo che parte dall'idea della fortuna mostruosa che hai avuto a nascere in un luogo. E allora dedico del tempo a farmelo perdonare. E allora lavoro per la mia patria. E ne parlo in una certa maniera. Io resto dall'idea vecchia che certi panni sporchi bisogna lavarsi in casa. Quando andiamo all'estero ci sputaniamo a parlare male del nostro paese, o ne parliamo male ai turisti che arrivano. Ma che roba è? Non va bene, non va bene, è un gesto sleale nei confronti anche degli altri. Io trovo che il patriottismo è una grandissima invenzione e non è di destra, essere patriottico. È una roba che quelli di destra si sono preso, ma non è di destra. E poi il miracolo economico del dopoguerra. Diciamo 2 generazioni fa, nel mio caso è una, mio padre. Nel suo caso 2. Mettiamo 2. 2 generazioni fa avevamo perso la guerra. Ce lo ricordiamo, no? Che l'abbiamo persa la guerra. L'abbiamo persa perché siamo andati dalla parte sbagliata. Poi però, in quei 20 mesi fantastici, tra il settembre del 43 e l'aprile del 45, abbiamo lavorato bene. Siamo andati alla parte giusta, grazie a quello oggi c'è la Costituzione, abbiamo fatto resistere.
poi è partita una roba, l'Italia era distrutta. Ragazzi, in 22 anni siamo diventati la quarta potenza del mondo. Cioè quello che hanno combinato questi ragazzi che nel 50-70 avevano tra 20 e 30, 40 anni, hanno fatto una roba bestiale. E qual è l'invenzione del miracolo economico del dopoguerra? Il coraggio.